Sì, siamo già in diretta. Ecco. Inizia un video. Nicola, le buste dove sono le buste? Le buste dentro lo zaino qua. Mi muore. Ecco, sono già in diretta io, Buongiorno. Buongiorno a tutti. Simone Apollonio, mi dici se si sente, se è tutto chiaro su YouTube? Di qua abbiamo... Vediamo che abbiamo qua. Qualcuno mi vede? Su Instagram, Giacomo Tosato, mi dici se è tutto ok? Buongiorno, si sente, perfetto. Ho una grande sorpresa, allora vediamo. Su Instagram siete già in tantissimi, non si contano quelli di Facebook e nemmeno quelli di YouTube, siamo tutti insieme. Tutto il pubblico riunito qua, mi sentite? Ho una grandissima sorpresa con voi, guardate in che condizioni mi sono messo, guardate. Sono vestito da Befana col cappello che Sacramento scampa via perché è una giornata ventosa. Festa grandissima Davide di YouTube, Tiziana, bene, sono caro, Silvia, siete pronti? Taggate i vostri amici, chiamate i parenti e amici perché c'è una grande occasione per voi. Ho il cappello storto qua. Ecco, vedete, questo è il cappello della Befana, il naso della Befana. Perché siete qua riuniti? Perché? Allora, intanto vi faccio vedere in che razza di posto che sono qua io oggi, dove mi trovo. Mi trovo, signori e signori, guardate, avete riconosciuto? Vedete? Un angolo di paradiso. Sono qua nell'altopiano di Asiago. Perché vi starete chiedendo tutti? Allora, voi sapete che a fine ottobre c'è stato il maltempo che ha fatto dei danni sul Bellunese e io sono andato sul Bellunese, ho sciato, ho vissuto il territorio, ma avevo un debito importante con l'altopiano di Asiago. Qualcuno mi ha scritto: e l'altopiano? E io ho risposto: tempo al tempo, si farà anche quello. E oggi sono qua, guardate che bello, guardate, guardate. Ci sono anche due ragazze carine che mi stanno spiando dietro, che sono in macchina qua. Non vi dico dove sono, dopo arriva tutti qua, paparazzi, manager, non si può. Andiamo avanti, andiamo avanti. E allora, la mia mamma, che saluto e ringrazio, mi ha preparato questa calza, vedete tutti? Guardate, guardate. Ah, e anche questa scopa, guardate, vedete? Che si fa così, non mi entra in testa sta roba. Vedete? Vedete? Guardate. Però YouTube non lo vedo, devo fare un salto. Va bene, YouTube, vedete? Perché sono in orizzontale su YouTube. Vabbè, bello. Un applauso per la mia mamma e mio papà che mi hanno preparato la scopa. Un applauso. Ma una. Evviva, evviva. Un applauso ancora più grande alla mia mamma che ha preparato questa calza. Guardate, collaboration, influencer che dietro una famiglia unita in questa missione. Allora, sto cappello qua, scusami, mi hanno rotto i marroni, basta, abbiamo fatto figura, paga 8 euro, ha fatto il suo? Bene, basta. La calza la riempiremo con tutti i prodotti caratteristici di Asiago. Allora, cominciamo. Guardate, signori, Asiago Mezzano DOP, mi butta dentro. Le patate le trovate solo qua, le patate di rozzo, con la T, rozzo, insomma più o manco, ecco. Comunque sono queste, vedete? Sono solo di qua, le metto dentro le patatine, la patata piace a tutti, mettiamola dentro. E tutti vogliono patata. Bene, dopo andiamo avanti. Abbiamo Stravecchio, un formaggio Stravecchio, va bene? E butta dentro. Cosa, manager? Sì, Asiago, tutto dell'altopiano qua. Dopo abbiamo un Asiago pressato, buonissimo. Guardate, fresco, tutto fresco, preso stamattina. Venuto qua con la mia manager e butta dentro te a casa. Madonna che calza, ragazzi. Guarda che qua a volte è più grosso, sapete, fa fatica. Va bene, mettiamo dopo. La patata mi scampa anche qua. Allora, poi abbiamo la torta di Ortigara, ragazzi. 3 torte caratteristiche, butta dentro. Guarda che figurone, uno. Piccoline perché sennò non entrava. Non è perché sono taccagno, ma nella calza quella grande non entrava. Qua ho bisogno di un aiuto, manager, perché si vabbè. Dopo finisco dopo di inserirla. Comunque abbiamo miele di Asiago, c'è un po' di vento, lo sentite? Sono in esterno. Frutti di bosco, marmellata, partita da voi.
E dopo l'amaro bianco grappina, amaro di Asiago, guardate, guardate, qua stiamo saltando via cattolini qua, si può più mettere. E dopo una crema di formaggio spalmabile di Asiago. Ovviamente cosa succede? Intanto il telefonino manager dove l'abbiamo messo, se puoi accenderlo, perché prima daremo il numero, sempre solita storia, il primo che chiama in diretta riceverà oggi stesso la calza con i prodotti di Asiago. Tutti gli altri i vinciorseli vengono su in questo meraviglioso posto stupendo. La calza è qua, la riempirò dopo perché adesso è la diretta, sono agitato, emozionato. Il primo che chiama riceverà tutto il bene di Dio di Asiago. Gli altri invece con comodo vengono su a prenderselo da solo, va bene? Il prodotto di Asiago. Vediamo se qualcuno che chiama da qua. Sì, perfetto. Però non c'è nessuno come mai. Ecco! Io chico. Pronto? Madonna. Vai. Cosa devo dirti qua? Manager, c'è un problema, ce la fai tu? Intanto un po' di suspense, vediamo perché sul telefono abbiamo sempre il telefono stesso. Visto che è tutto un momento un po' strano, sei riuscito a rispondere? Pronto? Allora dobbiamo fare una cosa, vieni qua. Disastro. Disastro, perché disastro? Perché... Allora, butto giù provvisoriamente. Madonna, quanti siete calmi! Calmi, calmi, Calza, ragazzi. calmi. La calza perché l'altra volta poi l'hanno fatto in casa. Ecco, riprovate, ho messo giù, così è andata ragazzi. La fortuna, ora. Madonna, guarda che affari ragazzi, ma tutti che state chiamando. Ma non se... Oh. Pronto? Sì, guarda che affari. Beh, creiamo un po' di suspense finché si stufa un po'. Oh, pronto? Pronto? Maria Vergine, che affari? Ecco, suonano anche i fuochi. Pronto? Dimmi. Non lo so Sacramento. Ma anche se voi prendete il telefono da Sky, questa cosa succede perché c'è una mia amica che lavora al consiglio di regione. Anche a lei succede questa cosa qua. Se no ti mandano un messaggino e tu scegli tre messaggini. No, non si può. Allora, vediamo come si può fare. Chiama la tua amica là, chiama io. Chiama sul suo numero. Puoi venire qua? No? Possiamo? Tanto poi lo cancellano. Possiamo un attimo? Ti arriva un po' che masci? Uno, devi rispondere al primo. Al primo, sì, adesso andiamo. Abbiamo... Ah, aspetta. Pronto? Ce l'abbiamo fatta, pronto? Sì, abbiamo risolto, mamma Maria. Chi è che parla? Ascolta un attimo, sta là. Ogni volta sto problema. Vi dite che bisogna chiamare, Te vedi, però non si vede niente. Metta viva voce, perché sennò gli altri non ci credono. Allora, autoparlante, aspetta un attimo. Eccoti, ciao carissima. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Stavo per dare il numero di una signorina qua. Sì, tira via, sento il ritorno. Stusa la diretta. Abbi pazienza. Ma loro però. No, voi no, voi state qua perché se perde, perché c'è una domanda. Mi senti carissima? Sì, ti sento. Ok, siamo riusciti a risponderti. Questa cosa è meravigliosa, io non sapevo più cosa fare, fiasco totale e poi salvato in estremi. Di dove sei, carissima? Sant'Andrea di Campodarsego. Sant'Andrea di Campodarsego, provincia di... Padova. Attenzione, se chiamava uno di Roma, io sarei nato anche a Roma, perché sono influencer, onesto e di parola. Vediamo, la sorte è stata la fortuna è stata generosa con te. Come ti chiami? Ti sento o non ti sento? Mi senti? Come ti chiami? Adesso sì, Simonetta. Simonetta, sei stata fortunatissima, ma ho la domanda per te. Allora, vuoi la busta gialla? No, la busta 1, la busta rossa o la busta farfalla? Tu che? La busta rossa. Busta rossa. Vuole busta rossa io. Così è fatta io. Un attimo, per piacere. Aspetta, perché non... Ecco. Allora, l'altopiano di Asiago è composto da 2,5 comuni,
7 comuni che oggi sarebbe 8, ma sta là perché ormai è andata così. Pide mille e mille comuni. Comuni di Asiago. Sì. 7 comuni. I 7 comuni. Brava, evviva! Evviva, ma ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto dell'occasione? A parte conoscere me, ma ti rendi conto? Ma qua che sarà 70 euro di roba? Ma ti rendi conto o no? Che abbiamo vinto! Bene, te ha vinto. Adesso fare una roba, sta attenta, non è finita qua. Adesso, per piacere, ripetimi il tuo nome, scusa, perché sono emozionato. Simonetta, scrivimi subito sulla pagina Facebook, privatamente, Simonetta, indirizzo e il numero di telefono, che io adesso mangio un boccone qua a Asiago, va bene? E dopo vengo da te con la calza della Befana, va bene? Perfetto, ti aspettiamo. Bene, senza parecchi, ok? Siamo in 2 al momento, 3 col cane. Perfetto, allora ci sentiamo dopo. Ciao bellissima, ciao. Oh, mamma mia, manager, stava per succedere un disastro. Andata benissimo. Allora, questa volta dobbiamo fare l'investimento per la prossima. No, Basta. spegni, basta fare, è andata. Dobbiamo prendere è arrivato il momento di prendere un telefono incomodato d'uso, magari così facciamo le pubblicità, manager, ogni mese un po' delle storie, perché so, sempre investire ok qua, già ve fa la calza. Ecco, bene, allora, vi voglio bene, vi ringrazio, mi raccomando, per tutti gli altri, esatto, tutti gli altri che non ricevono la calza, venite anche in giornata ad Asiago, guardate che posto meraviglioso, fate un giro qua, va bene? Comprate i prodotti, mangiate qualcosa perché è bellissimo. E ciao, Vaimona a tutti, buona Befana. Allora, saluto, dove comincia? Perché poi si offende da Instagram, YouTube e Da Facebook. Facebook. Perché da Facebook? Perché prima Facebook, dopo Instagram più nuovo e poi YouTube la novità. Ah, ok, va bene, allora comincio, saluto quelli di Facebook, ciao carissimi. Oh, va bene, termina, viene diretta. E dopo saluto Instagram, fa il finale di ciacole, però non glielo dite a quelli di Facebook, Dai, no, e Erika Berto, quando vengo a Rovigo, chissà. Ciao Massimiliano, ciao Elena, ciao Laura, ciao, metto giù. Oh, e adesso YouTube, voglio salutarvi veramente bene. Voi di YouTube, è la prima volta che faccio la diretta con voi e niente, un'esperienza incredibile, farò più spesso, adesso che ho capito come funziona la diretta su YouTube, la faccio anche qua. Ciao, grazie mille e Vaimona, va bene? E adesso come si fa, manager? X? Ah, tu fate le X di prima? X, vuoi interrompere lo stream?